L'auto bloccata nel bel mezzo di una tormenta di neve, una notte da incubo, il buio, il freddo e la paura di non riuscire a tornare a casa. Un'escursione nonostante le critiche condizioni meteo che un gruppo di 3 ragazzi di 20 anni di Padova ha deciso di intraprendere a 1700 metri d'altezza, a circa 1 chilometro dalla vetta di Cima del Grappa, nel comune di Borso del Grappa. Avventura che poteva trasformarsi in tragedia perché le temperature rigide e la bufera di neve hanno sorpreso i 3 ragazzi rimasti bloccati con l'auto in panne. Al rientro dall'escursione, infatti, i ventenni a causa di un guasto non sono più riusciti a mettere in moto l'auto. Il buio che si faceva sempre più fitto e la paura hanno incoraggiato i ragazzi a lanciare l'allarme al 115 alle 3 del mattino. Intervento immediato dei vigili del fuoco accorsi sul luogo con un fuoristrada non senza difficoltà per portare i giovani in salvo. I ragazzi sono stati portati ormai alle prime luci dell'alba in un bar a valle lungo la strada per Borso del Grappa, dove sono stati poi raggiunti dai familiari. Le operazioni di recupero dell'auto sono avvenute in mattinata non appena le condizioni meteo hanno permesso la risalita alla vetta. Fortunatamente nessuno dei 3 ragazzi è rimasto ferito.